Passo la parola a Stefano che realizzerà la torta Opera Italiana. Adesso vediamo come realizzare questo dolce che ha come base il gusto Opera Italiana che avete già assaggiato e ha avuto un notevole successo. Allora, procediamo innanzitutto con l'inserto. L'inserto è costituito da questo anello che è fatto, questo in metallo ma ci sono anche in silicone, ha un diametro più piccolo del stampo della torta finale ed è anche più basso. Sul fondo di questo anello andiamo a posizionare il nostro disco di Domosorol al cacao e bagniamo con della bagna al rum. La bagna al rum è una bagna fantasia, l'abbiamo preparata con la diluizione al 50% di acqua. Mentre con la base che ha spiegato prima Michele realizziamo il parfait alle mandorle. Andiamo a cospargere uniformemente su tutto il fondo della torta, dopodiché con il secondo impasto che abbiamo fatto con la pasta delle eccellenze, questo vado a fare un giro prima sul bordo in modo che combaci perfettamente e poi a spirale chiudo completamente la torta. Poi faccio solo il bordo circa 1 centimetro. Andiamo a inserire l'inserto, giriamo e spingiamo leggermente. Questo perché? Perché inevitabilmente si formeranno delle bolle d'aria. Un po' di pasta dell'eccellenza pura. Poi andremo a spatolare leggermente il semifreddo e poi andremo a chiudere la nostra torta, anche in questo caso bagnato con del rum. Se ci sono ancora degli spazi li andiamo a chiudere con la nostra mousse e la nostra torta è pronta per il raffreddamento. E l'abbiamo riempito con la glassa trasparente, fa parte delle famiglie di glasse che vengono lavorate a freddo. Qui l'abbiamo fatti con la copertura Excellent normale, sì, in frigorifero a raffreddare. Dei bottoncini di cioccolato con estrema precisione che posizioniamo sulla parte superiore della torta. Gli interventi decorativi vedete sono molto pochi, io ne metterei un altro per dare un contrasto di colore